Buon pomeriggio signori, eccoci, arrivati. Finalmente lo scontro è decisivo, quello che determinerà se Roma vivrà o morirà. Siamo una Roma nascente che ha invaso, si è espansa nel centro Italia, ha mosso i primi passi a Sud Italia e ha incontrato il nostro amico Pirro, che tanto amico non è, che ci vuole fare il culo a stelle e strisce. Allora, vediamo subito come si svolge la battaglia. Siamo 1800 uomini con 2121 forze di rinforzo. E come vediamo, allora, noi abbiamo delle unità abbastanza buone, ben equipaggiate, diciamo, per questo periodo storico, mentre il rinforzo che abbiamo è un rinforzo di tipo cittadino, quindi molto scarso e mal equipaggiato. Dall'altra parte abbiamo Pirro che presenta delle forze veramente notevoli, sia in un esercito sia nell'altro. In uno è guidato direttamente da Pirro, dal re dell'Epiro, e nel secondo esercito invece abbiamo il generale Telesforo, che tra l'altro detto così, vabbè. Ok, mentre invece noi abbiamo il nostro decimo Giunio Bruto come comandante della legione e come comandante invece della città di Cosenza abbiamo Marco Claudio Marcello. Niente ragazzi, dobbiamo vincere. Punto, non ce ne sono di cose. Non possiamo più arretrare, possiamo solo combattere. Se utilizziamo una modalità aggressiva, il gioco ci dà la vittoria molto elevata. Probabilmente questo perché andiamo ad attaccare il primo esercito prima che arrivi il secondo, quindi ci dà vittorioso. Se invece utilizziamo un approccio di tipo di equilibrio, la vittoria è persa, cioè la partita è persa. Mentre invece in modalità protezione, quindi più conservativo, le possibilità di vittoria salgono, ma sono comunque basse. Noi ce la dobbiamo giocare, quindi andiamo in battaglia. Non so se lo sapete, ma facciamo un po' di accenni storici. Perché Pirro è sceso in Italia? Pirro è sceso in Italia per difendere una delle città del sud che era stata attaccata fondamentalmente dall'espansione di Roma. Roma voleva prendersi tutto il sud Italia, ha creato un causus belli e questa città che adesso non mi ricordo se era, dovrebbe essere Taranto, è stata... ha chiesto a dei regnanti vicini di venire in loro soccorso. L'unico regnante che ha risposto prontamente è stato Pirro, perché aveva interesse ovviamente a espandere il proprio dominio commerciale, ovviamente nel sud Italia, che era molto ricco a livello commerciale ovviamente. E però le cose ovviamente poi non sono andate come, come Pirro. Infatti noi conosciamo come si dice, la vittoria pirrica, significa una vittoria con nulla di fatto, nel senso che lui riuscì a sbaragliare Roma in quella fase lì, ma poi, ma poi Roma si ripresentò ancora più potente di prima, quindi di fatto non c'è stata una grande vittoria da parte di Pirro, anzi tutt'altro. Allora, andiamo a disporre comunque le armate sul campo, mettiamo i più forti e i più valorosi in prima linea da questo lato, che dovrebbe essere quello che viene attaccato subito dai nemici. Mettiamo le truppe più deboli dietro, sempre le lance, facciamo una primo strato di lance. Qui abbiamo un secondo strato di lance, cioè scusate, una prima avanguardia di lance che sono un po' più deboli, però comunque sono abbastanza forti. Sono, possiamo vedere sempre i princeps, che sono comunque fanteria, fanteria pesante. Dopodiché abbiamo un'unità di spadaccini che pensavo di mettere qua dietro, perché questi qua sono solo tre e hanno solo una linea. Questi sicuramente aiutano nel corpo a corpo, guardate che belli che sono tra l'altro. Dopo vi faccio vedere bene la visuale dell'esercito, ma è una roba pazzesca. Ops, l'ho spostata. Ops. Comunque dopo vi faccio vedere bene la visuale, questi li mettiamo qua dietro. Abbiamo questi arcieri a gittata lunga, che non sono per niente male, e le leve. Allora, le leve le mettiamo sicuramente qua perché fanno molto danno e non hanno una gittata così lunga, quindi secondo me per le retrovie qua sono fenomenali. Anzi, le mettiamo qua così, ecco qua. Poi abbiamo la cavalleria, abbiamo una buona cavalleria, questo è il nostro generale che se ne starà al centro per ora.
non penso di volerlo utilizzare con la cavalleria, poi vedremo. Invece la nostra cavalleria, compreso la cavalleria con arco, si va a fare un giro. Allora, molto probabilmente il nemico ci attaccherà in questa zona. Allora, entrerà da questo lato comunque, perché nel gioco, più o meno qui. Quindi, perché nel gioco erano posti dietro. Quindi sicuramente la cavalleria la sposteremo dal lato sinistro. Vediamo che il generale avversario ha una cavalleria con picche, molto bella. Da vedere. Ah, ma abbiamo anche le barricate da mettere. Ah, beh, allora ragazzi, adesso ci divertiamo. Stavo dicendo, abbiamo il generale con la fanteria con picca. Questi sono veramente molto forti, i picchieri. Bisogna prenderli alle spalle, fondamentalmente. Guardate quante truppe hanno. Cioè, praticamente quasi tutte. Queste sono veramente forti. Gli elefanti sono estremamente forti. Vabbè, insomma, adesso cercheremo di fare qualcosa. Magari proviamo a colpire gli elefanti con la cavalleria, anche se non è una mossa geniale. Però, avendo la cavalleria con arco, tra l'altro pesante, magari riusciamo a fare qualche danno prima di avvicinarci. Comunque, ci proveremo. Qui abbiamo gli spadaccini scarsi, li teniamo sempre da questo lato qua. E li mettiamo qui dietro, ok. Qui abbiamo sempre spadaccini un po' più forti, li mettiamo da questo lato qui. Casomai volessero entrare da questo lato qua. Qui abbiamo ancora, ok, ancora un esercito, lo mettiamo qui, in attesa, pronto a supportare questo esercito qua. Quindi la cavalleria la raggruppiamo tutta in un unico comando, quindi formazione di gruppo, ok, quindi la cavalleria ha la sua formazione. Scusate, fatemi vedere un attimo, io però non voglio formazione, io voglio... Aspettate, gruppo di selezione, ok, in modo tale che li possa selezionare tutti con un unico comando. Questi qua saranno qui e staranno in questa formazione. Questi anche questi saranno in una posizione difensiva, eccola qua, vedete più compatta. Queste lance allo stesso modo. Qui abbiamo detto le leve con, ok, con le picche da lancio. Qui abbiamo ancora, ok, queste tre qua, quindi 1, 2, no, 1, 2, ok, allora una sicuramente la spostiamo di qua, giusto per fare da tappo eventualmente se ci volessero accerchiare. Lian non penso vada qua dietro a fare tutto il giro. Comunque nel caso la possiamo intercettare con la cavalleria. Allora, i frombolieri hanno una gittata veramente elevata. Perché se non sbaglio, allora andiamo a vedere. La portata 167, questi 165. Al contrario di questi che presentano una portata diminuita della metà, 86. Quindi questi qua sono molto forti contro la fanteria. Quindi io vorrei posizionarli da un lato e farli smazzolare, cioè lanciare tante pietre, tanto volume contro la fanteria. Il problema è che sono vulnerabili alla cavalleria, quindi bisogna stare attenti. Sicuramente qui la cavalleria è più... cioè se ci viene a attaccare col generale sicuramente ci fa un favore. Perché espone il generale. Quindi facciamo questa mossa qua. Li spostiamo di qui. Così. Ok. Questi qua li portiamo leggermente avanti. Magari andiamo a chiudere qua tipo. Ok, sì. Perfetto. Questi li ho già messi di qui, va bene. Magari questi qua che picchiano, teniamoli comunque qua dietro. Perlomeno uno. Questi invece sono sacrificabili. Tutto quello che è cittadino lo possiamo sacrificare senza problemi. Tanto si ricostituirà senza dover spendere soldi né niente. Qui abbiamo gli spadaccini, li teniamo qui, qua dietro. E qui abbiamo altri. Ok, abbiamo altre. Ok, abbiamo queste qui. Queste anche, le avevo messo qua. Allora, facciamo una bella cosa. Così. E li teniamo qua. Questi li teniamo qui. Questi li mettiamo qua. Questi dovrebbero arrivare, teoricamente. Facciamo, vediamo un attimo. Sì, ok. La gittata c'è.
Va bene, quindi avremo praticamente questa parte qui un po' più avanti rispetto a questa, ma ci sta. L'idea è quella di far entrare questi qui dentro, farli impantanare qui e chiuderli da questo lato andando da dietro. L'idea è un po' quella, poi vediamo se riusciamo a combinarla veramente. Qui ci abbiamo altri soldati. Ma dove li mettiamo questi? Ma mettiamoli qua con questi qua, perché l'idea è quella di andare a intercettare la cavalleria che ci verrà sparata fuori. Attenzione. Poi ecco, ricordiamoci che c'è anche l'esercito nemico che ci vorrà fare la festa. Però va bene. Allora, piazziamo le trappole. Queste qui sono trappole a spuntoni, quindi sono trappole. Fanno vittime in tutte le unità, ok. Poi abbiamo questi, casa nei denti, unità a cavallo, ok. Ok, quindi e pietre. Ok, quindi... Ah, vabbè, ok, queste non sono molto, non ci servono molto. I paletti fanno danno a cavalli, quindi queste a cavallo. Ok, va bene, qui possiamo fare danni da fuoco. Wow, quante robe. Ok, e le barricate. Allora, le barricate di sicuro le posizioniamo qua. Così. Sicuramente una barricata la posizioniamo qua. L'altra barricata, ma io quasi quasi la posiziono qui. Però non la posiziono in avanti, la posiziono indietro. Così. Così loro dovranno fare il giro di qua. Ci può stare, sì, ci può stare. Qui abbiamo... Poi abbiamo anche questi che non abbiamo considerato. Beh, allora li mettiamo di qua. Così, a supporto della cavalleria. Quindi questo qui sarà la parte a supporto della cavalleria. Allora, mi verrebbe quasi da dire che io questi li mando di qui e spezzo l'esercito in due. Cosa che non si dovrebbe fare. Però, se mi viene facile, se mi viene, attacchiamo, assorbiamo il danno qua e attacchiamo di lato. Ci potrebbe stare come strategia, sì. Questi cosa sono invece? Ah, sono spadaccini. No, gli spadaccini li voglio tutti qua. Li voglio tutti qua perché dovranno assorbire i danni da parte del nemico. Trappole, trappole assolutamente. Aspettate, Allora, le trappole assolutamente qua. Non posso metterle qui. Purtroppo posso mettere le trappole solo nella zona gialla, quindi... Vediamo. Non me le fa mettere. Vediamo. No, se faccio così. Perché non me le fa mettere? Ah, forse perché c'è il piastrellato? Ho capito, ma... Come faccio? Cioè, è tutto qua attorno. Non è che posso... Cosa faccio? Non le metto. Vediamo se... Che cacchio, non le posso mettere allora. O forse ne posso mettere solo due, perché magari sono vediamo se io tolgo questa barricata qua. Vediamo se mi fa mettere questa. No. Boh, questa cosa è stranissima. Vabbè. Allora, rimettiamo la barricata di qua. Scusa, ma se io faccio così? No. Ma che cosa sta accadendo? Perché? Scusate, c'è un problema. Non mi fa mettere le barricate, andiamo bene. Senza senso. Vabbè, ragazzi, non so dirvi per quale motivo non mi fa mettere le barricate. Me le ha fatte mettere prima, adesso non me le fa più mettere. Mi staranno sulle balle, non lo so. Vediamo se riusciamo. Ultimo tentativo. No,
Non me le seleziono. Ah, aspettate. Ok, allora. Ok, ok. Quindi, così. Ok, allora, vediamo un attimo se con il tasto destro Oh, guardate qua, perfetto. Allora, via con le buche. Ok. Qui non dovrò avanzare, perfetto. Mettiamo anche queste qua, così. Prova di cavalleria, perfetto. Queste, bah. Queste gliele mettiamo qua così. Difendiamoci un po' anche di qua, anche se, vabbè, insomma, potrebbero essere controproducenti, però va bene, fa niente. Queste le mettiamo. Vediamo se riusciamo a posizionarle, sì. E queste anche. Quindi mi ha fatto un bel campettino. Qui mettiamo le pietre. No, le pietre le mettiamo. Bah, secondo me sono un po' inutili le pietre. Le mettiamo qua così, ma non so cosa effettivamente possano servire. Va bene. Ok, partiamo, iniziamo con la battaglia. Ok, facciamo uscire subito la cavalleria. Subito, subito, subito la cavalleria avrà poi il compito di intercettarli, di accerchiarli. Qua andiamo subito a mettere le nostre truppe. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Dove sono i rinforzi? Ah, di qua. Male, male questa cosa. Male, male, male. Allora, se i rinforzi sono di lì, noi dobbiamo muoverci di conseguenza. Che sono grossi questi. Possiamo però andare subito all'attacco di questi qua. Sarà quello che faremo probabilmente. Ecco, vedete? Il generale avanza per controllare la situazione. Si schianterà. Spero che si schianti perlomeno. Andiamo a dare fastidio un po' a questi. Vediamo qua che unità sono. Cavalleria reale ellenica. Cavalleria con Sarissa. Ma andiamo a intercettarli, dai. Questi no, non si fanno informazione, no. Andiamo a intercettarli. Dobbiamo tenerli impegnati. Allora, questa truppa qua se ne viene qui. Questa va così e questa va così. Bene, guardate, guardate. Benissimo. Il generale nemico è morto. Perfetto. Ciao, salutate Pirro. Vedete come si schiantano, poi cadono sulle trappole. Perfetto, perfetto. Qui c'è l'attacco, ma attenzione. Abbiamo dato fuoco. No, non abbiamo dato fuoco a niente. Cavalleria viene attaccata dalle pietre. Perfetto. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Chi ha usato le munizioni? Ah, beh, sarà una di fanteria. Fa niente, rimaniamo così, coperti. Dobbiamo andare a prendere questi arcieri qua. Con la cavalleria. Andiamo a prenderli, dai. Abbiamo scovato le unità Andiamo a nemiche nascoste. sì, andiamo a prenderli comunque. Ci sono delle truppe qua, dovrebbero resistere teoricamente, spero. Spero vivamente. Allora, siccome qua sembrano messi bene, io ho una paura fottuta che mi prendano da dietro. Detto così. Spostiamo un po' di truppe. Ah, arrivano i picchieri. Gli elefanti sono andati, bene. Ma non ce la faccio arrivare da qua, no. Conviene andare a attaccare qua subito. Allora, queste si devono muovere di qui. Questi qua. Allora, via, attaccateli. Bene, guardate qua lo scontro tra cavallerie, bellissimo. Bellissimo. Scontro tra cavallerie, però voi che mi lanciate le pietre, vabbè. Facciamo avanzare. Bene, bene. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ecco qua, ok. Qui brutto. Chi di loro ha usato le munizioni? Nessuno. Qui stanno ancora dando battaglia contro la cavalleria, ma noi dovremmo vincerla. Perfetto, qui abbiamo vinto. Allora, portiamo subito la cavalleria qua alle spalle dell'altra cavalleria e le attacchiamo alle spalle.
Uno e due. Voi due ritornate in posizione di attacco. Cioè di difesa, scusate. Cavalleria avanza. Qui continuiamo a fare tappo, perfetto. Qui abbiamo il nostro generale che può avvicinarsi un pochettino per dare un po' di supporto. Vedete l'area blu che c'è qua attorno, adesso non so se si vede. È in... Generale nemico Perfetto, il generale nemico è morto, perfetto, perfetto, un altro generale è andato. Dà fiducia a quest'area qua e quindi aumenta la capacità. Attenzione, qua intanto... Allora, io quasi quasi qua non starei più qui fermo, ma attaccherei. Attaccherei. Questi cosa fanno? Hanno finito le munizioni, ci vogliono attaccare. Vabbè, le prenderanno dalla mattina alla sera. Questo non è importante averlo qui, quindi lo spostiamo da questo lato. abbiamo Anzi, scovato le unità nemiche lo nascoste. spostiamo da questo lato. No, no, no. Qua dovete venire. Da qua dovete passare. Cavolo, ci siamo persi. Ah, questi sono arcieri. Wait, wait, wait. Subito, subito attaccare gli arcieri. Fermi voi. Difesa qua. Ok. Dai, dai, attaccate gli arcieri che questi li mandiamo subito in rotta. Perfetto, perfetto. Attenzione al pilum che ci lanciano. Attenzione, attenzione. Ok. Ok, via, via, via. Scappiamo, 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 scappiamo. Ci fanno tanto danno. Abbiamo scovato Andiamo a le prendere unità questi qua di nemiche unità. nascoste. Allontaniamoci dagli spadaccini. Ok, qui c'è un bel tappo. Perfetto. Qui siamo un po' messi. Meglio arretrare un pochettino. Qui intercettiamo questi. Andiamo a sfondarli. Dovremmo riuscire a vincere. Dovremmo, spero. Allora. No, allora andiamo più esterni. E ci mettiamo qua. In modo tale da riuscire a prenderli, a colpirli. Intanto qui vedo degli spadaccini che non mi preoccupano. Ok, qui la situazione è questa. Vediamo se il mio generale arriva esattamente con l'area. Vediamo. Allora, buttiamo dentro un po' di spadaccini. Guardate qua, i picchieri con scudo sono in difficoltà. Ok, perfetto. Li facciamo avanzare così. E gli diamo... Aspettate, è nell'area. Sì, sono nell'area. Gli diamo attacco aumentato. Qua non abbiamo più nessuno. Quindi possiamo spostare anche le truppe in realtà. Andiamo a spostarle, quindi questi sono gli I spadaccini. nostri uomini Li mandiamo vacillano. qua. Anche se sono scarsi, ma fa niente. Cos'è che vacilla? Ah, ci hanno preso... No, ci hanno preso questa cavalleria. Non me ne sono accorto, ragazzi. Ah, non me ne sono accorto. La cavalleria pesante, tra l'altro. Vabbè, spero che si allontani e che ritorni sul campo di battaglia. Via, allontaniamoci con la cavalleria perché qua ci fanno male. Ci fanno proprio male. Allontaniamoci. Vediamo se magari questa si riprende di cavalleria, ma dubito. Qui c'è un primo assalto. Giriamo queste unità da lancia. Qui abbiamo unità di spada. Andiamo a prenderli, andiamo a attaccare. Qui abbiamo altre unità di spada, perfetto. Qui abbiamo queste unità qua, li mettiamo qui per fare blocco. Qui cosa abbiamo? Sì, mettiamole qua anche queste, tanto non ci servono più di qua. Ora con queste unità qui noi avanziamo, andiamo dall'altra parte di qua. Spero che non ci facciano danno le... Non ci facciano danno le trappole che abbiamo posizionato, spero. Spero, facciamo proprio un bel paninazzo. Un bel sandwich di unità. Ok, intanto ci spostiamo, andiamo di qua a regolare. Via, 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 allontaniamoci con la cavalleria. Dai, questi, se ne vanno veramente. Allontaniamoci con la cavalleria. Eccoli che fanno danno da quella zona. Qui ci attaccano, ok. Rimaniamo sempre così.
Ok, vedete che le trappole hanno fatto un po' di danni. Perfetto, si sono ripresi. La cavalleria si è ripresa, perfetto. Allora, inizia a cedere qui. Fa niente. Allora, vediamo. Questi sono lontanissimi. Andiamogli alle spalle e iniziamo a fare pressione. Intanto qua abbiamo le leve, buttiamole dentro. Buttiamo dentro tutto qua. Tutto, tutto. Tutto, tutto. I nostri uomini Cavalleria in stanno arrivo. scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Qui abbiamo un po' di problemi, ma va bene. Muoviamo questi all'esterno e iniziamo a chiuderli a tenaglia se riusciamo. Sicuramente verranno intercettati da questi qua, ma fa niente, non mi interessa. Qui stiamo vincendo bene, che è quello che mi interessava. Qui c'è un mega assembramento di peoples. Spostiamo un po' gli arcieri un po' più indietro, eh. Qui indietro mandiamo gli spadaccini in avanti, perché non ha senso mandare mentre gli arcieri. Ecco qui la cavalleria, arriva dal dietro, carica, frecce, prima ondata di frecce, benissimo, boom, carica. Schiacciamoli, schiacciamoli, schiacciamoli tutti, schiacciamoli tutti, schiacciamoli tutti. Fa niente anche se attacchiamo le picche, benissimo. Guardate, stanno iniziando a collassare. Stanno iniziando a collassare, la paura sale, attenzione, iniziano ad andare in rotta, andare in rotta. Intanto vediamo cosa succede di qua. Ok, si sono schierati, la fanteria è schierata, via l'attacco, signori. Senza pietà. Schiacciamoli, schiacciamoli tutti. Non lasciamo un punto di fuga, guardate, guardate. Iniziano a capire la manovra. Guardate, guardate che collassano tutti. Guardate, guardate, guardate che collassano. Bellissimo, bellissimo. Cavalleria. Ritiriamo la cavalleria perché qua è in pericolo. Andiamo a intercettare questi. E spariamogli contro. Spariamogli contro anche di qua. Bene, bene. Cavalleria deve andarsene però. Deve andarsene. Sta soffrendo la cavalleria. Beh, giustamente. Completiamo l'accerchiamento. Ok, ok. Perfetto. Forza ragazzi, forza. Dai, veloci. Questi sono pericolosi. Attenzione, questa cavalleria qui la spostiamo di qua. Ok, ci hanno lasciato stare. Ok, tutti attaccare questo, ragazzi. Tutti su di loro. Tutti su di loro. Voi invece su questi qua. Ecco la cavalleria che entra. Boom, tutto di lato, attenzione. Si trovano da soli, perfetto, guardate, sono già rossi. Questi vengono bersagliati, perfetto. Qui c'è proprio effetto paninazzo, ragazzi. Proprio effetto paninazzo. Ora continuate a schiacciare, continuate a schiacciare. Diamogli anche un boost all'attacco, perfetto. Continuate a schiacciarli. Continuate a schiacciarli, perfetto. Ne siamo arrivati qua. Cacchio, questi resistono ancora. Cavalleria si deve allontanare da qua, eh. Se arrivano questi si deve allontanare. Allontaniamoli, allontaniamoli. Intanto i nostri iniziano a cedere qui. Ci sta, sono truppe regolari. Prendiamole alle spalle. Prendiamole alle spalle, prendiamole alle spalle. Forza ragazzi. Voi non state tirando. Dai ragazzi, tirate qualche pietra. Adesso la tirano. Allora, la cavalleria qui. Cavalleria, venite via, venite via, venite via. Ah, male. Qui male, ci fanno... No, ok. Ok, cavalleria, ritornate in battaglia. Attaccare, 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 attaccare. Forza, forza, forza. Attenzione qui, ok, siamo entrati. Perfetto, guardate, guardate che si sbriciolano, si sbriciolano. Si sbriciolano. Si sbriciolano, attenzione qui. L'effetto paninozzo. Via, tutti dentro. Tutti dentro, tutti dentro. Potenziamo, via. Adesso schiacciamo tutti, schiacciamo tutti. Qui non siamo messi benissimo. Ah, la cavalleria sta soffrendo. Ritiriamo la cavalleria. Ritiriamo la cavalleria, ritiriamo la cavalleria. Abbiamo perso un'unità, va bene, fa niente. Cavalleria però deve tornare, eh. Deve tornare tutta la cavalleria. Tutta la cavalleria deve tornare. Il nostro generale è sotto attacco. Fa niente, non mi interessa che sia sotto attacco, tanto non muore.
Dai ragazzi, tutti schiacciamoli. Guardate ragazzi, madonna, guardate che bordello, scusate, guardate che bordello. Cioè ragazzi, bellissima questa cosa, aspettate, Guardate che bordello. Guardate, tutti ammassati che schiacciano, incredibile. Incredibile, li stiamo sbriciolando. Uomini stanno scappando Bellissimo. dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Li stiamo sbriciolando, signori. Resistono, comunque resistono perché le picche sono veramente forti. Soprattutto nei colli di bottiglia. Qua continuiamo a attaccare. Forza ragazzi. Forza ragazzi. Ah, gli arcieri qui sono in difficoltà. Qui la cavalleria deve andare via. Ragazzi, è difficile sta detto tutto, Forza cavalleria. Non morirmi. Allontanati. Via, via, via. Qui intanto una cavalleria è andata. Diamogli il comando di stare a distanza. C'è. Attivo la schermaglia. Attenzione, contro qua. Anche se non si dovrebbe fare, però lo facciamo. Guardate che bello, tutti schiacciati. Boom, colpiti alle spalle dalle frecce. Bello, bello, ci sta. Andiamocene, perché sennò ci fanno le chiappine. Oh, resistono tanto questi, Porca miseria. Guardate anche qua ancora. Ancora resistono. Incredibile. Incredibile. Guardate quanti danni. Allora, portiamoli di qua. Iniziamo a tirarli fuori dalla battaglia, perché questi non ci interessano. Li tiriamo fuori. Così lasciano spazio alle truppe un po' più forti. Dai ragazzi, tirateli giù però, mamma mia, quanto sono... Quanto sono resistenti, mamma mia. Ok, sono rientrate al campo di battaglia. Andiamo contro questi. Questi si allontanano continuamente, perfetto. Perfetto, cosa abbiamo qua ancora di truppe scarse? Loro li tiriamo fuori dal campo, li portiamo qua. Questi li mettiamo qui. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Oh, resistono, incredibile, mamma mia. Ok, li abbiamo fatte fuori. È importante che andiamo, le massacriamo. È importante che le massacriamo. Ok, ok, attenzione, queste le lasciamo qui. Li mettiamo vicino alla cavalleria. Anche questa cavalleria torna indietro. Qua stiamo perdendo, ragazzi, perché nonostante la migliore tattica nostra, le unità nemiche sono meglio equipaggiate. E quindi soffriamo questa penalità. Attenzione, ci sono le leve qua. Guardate, si cagano sotto. Allora, portiamole indietro, dai. Che è inutile tenerle qua. Potremmo fargli fare un attacco a queste leve qua. No, 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 no. Voi qua, così fatemi seguire. Andate a aiutarle, va. Ok, il paninozzo qua ha fatto il suo effetto, perfetto. Allora, prendiamo le nostre spade forti, le portiamo qui, che ci serviranno. Tutti questi triarli li portiamo qua. E questi ragazzi non li butta più giù nessuno. I nostri uomini stanno scappando dal campo di Non li battaglia. butta più giù Che nessuno. spettacolo vergognoso. Portiamo il generale qua anche. Che altre unità ci sono? Ce ne sono una marea. No, voi no. Voi sì. Qua. Dovremmo averle portate tutte teoricamente. Ok, qua niente, vanno in difesa. Queste rimangono qui, non abbiamo... Oh, dai, dai ragazzi. Alle spalle. Qui è una buona occasione. Questi sono rientrati in battaglia, perfetto. Li riportiamo qua. E diciamo, ragazzi, riandate a combattere di qui. Voi, venite anche voi di qua. Dai che li abbiamo sbriciolati. Voi... Ah, siete leve. Qua, insieme a questi qui. Questi se ne vanno, va bene. Non possiamo fare altrimenti, ma va bene, va bene.
Guardate, adesso andiamo a vederci quanto sono cioè, guardate, Una ragazzi, delle che nostre unità ha strage. usato tutte le munizioni. Cioè, guardate che strage, signori. Che strage. Mamma mia, elefanti, cavalli, tutto, tutto, tutto. Guardate, i cumuli. I cumuli di cadaveri, guardate, ovunque. Bellissimo. Allora, divento come Barbero, praticamente. Attenzione, qui la cavalleria sta dando un po' il colpo di grazia. Forza. Qui hanno finito le munizioni. Dai, dai, dai che collassano pian piano. Forse. Dai, dai, cavalleria. So che non siete fatti per questo, però. No, questi mettiamoli qui, va. Questi intanto si sono ripresi, bene. Allora, si sono ripresi, facciamoli tornare qua. Tanto dovrebbero avere un po' di munizioni ancora. Sì, perfetto. Questi si stanno per schiantare contro questi qua, perfetto. Ah, questi non hanno più, no, li teniamo. Andiamo tutti all'attacco. Oh, non mollano, non mollano la presa. I nostri Ah, una uomini stanno cavalleria è scappando andata. dal campo di battaglia. Cioè, ne facciamo tornare indietro, non voglio perdere troppi cavalieri. Adesso sono arrivati anche questi. Questi chi sono? No, 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 torna, torna, dai, basta, basta, basta. Basta, basta. Andiamo alla selezione, formazione di gruppo, gruppo di selezione. E adesso è arrivato il generale che influisce positivamente sulle truppe nostre. Guarda qua, sale il morale. Forza ragazzi. Forza, forza, adesso tutti dentro. Tutti dentro. La partita è vinta, dai. Ancora poco, ma la partita è vinta. Forza, forza. E qua ci sono truppe d'elite. La partita qua è vinta. Dai, dal dietro. Qui dal dietro. Ok, questi li facciamo uscire. Li facciamo prendere attaccare dal dietro anche loro, anche se sono deboli. Centro città intanto non è più nell'obiettivo. Continuano a spingere, non si ritirano comunque. Ma ragazzi, qua non c'è più partita. Diamogli un piccolo boost. Ecco qua. Eccolo qua, iniziano a collassare. Allora via dentro tutti. Eccoli qua. Collassati. Continuiamo. Continuiamo a ucciderli senza pietà. Senza pietà. Dov'è la cavalleria? Che qui è fondamentale. Devi intercettarmi tutte queste unità qua. Forza, forza. La battaglia è vinta, semplicemente vado a distruggere più unità possibili. Perché sono in fuga, vedete? Adesso andiamo a velocità elevata, Distruggiamo le più numerose, ecco, vedete? Poi prendono i gradi, prendono i punti, qua proprio distruggono, fanno razzia proprio. Poi però non sparatemi le frecce contro questi, contro questi qua. Qui la cavalleria non perdona. Anche il nostro generale. Perfetto, perfetto. In giro non se ne vedono più i nemici, quindi la cosa è tra questi. Qui li abbiamo sterminati tutti. Andiamo a prendere la cavalleria, vediamo se c'è qualche fuggitivo da questa zona, ma li abbiamo sterminati tutti. Ci sarà qualche gruppo di esercito in giro, ecco, tipo vedete questi qua in fondo, ma non ha senso andare a catturarli. Facciamo esci dalla battaglia. Bene ragazzi, forza Roma. Forza Roma, andiamo a vedere le statistiche della battaglia. Allora, noi abbiamo schierato 3.900 uomini, loro 4.100. Le nostre perdite sono di 1.000, loro 3.000. 3.000. Uccisioni ne abbiamo fatti 2.008 e loro 1.000. Quindi direi che i nostri alcuni sono morti di casualità. E loro, anche loro, sì, pochi di casualità, ma la maggior parte abbiamo uccisi noi. Ragazzi, è stato un massacro. Questo perché abbiamo sfruttato le mura della città come se fossero, cioè le mura della città, i palazzi per arrivare al centro città come se fossero proprio delle zone murate proprio
murati che bloccano il passaggio, no? E quindi per dover passare si formano proprio dei budelli. Il nemico sicuramente con le picche era in vantaggio, ma le picche hanno sono molto potenti nel frontale, ma molto deboli nel laterale e nel posteriore. E noi li abbiamo maciullati. Noi abbiamo fatto appunto quell'effetto lì a sandwich, dove le abbiamo fatte entrare nel budello, nella strada, e poi dal dietro le abbiamo schiacciate. È andata bene che abbiamo ucciso anche subito il generale. Purtroppo anche l'IH è deficitaria. Bella però questa partita. Vediamo adesso come quanti se ne sono salvati dei nemici e come si distribuiranno poi sulla mappa. Parte l'animazione. Li vedo belli malconci, guardate le loro bandiere come sono tutte distrutte. Roma vittoriosa. Noi abbiamo fatto tantissimi livelli, benissimo. Vabbè, la città, si hanno fatto qualcosa anche in città, ma poco. L'esercito principale invece nostro ha fatto tanti livelli. Abbiamo perso una cavalleria, mi sembra, sì, a vedere così. E loro guardate, guardate quante unità rosse. Sono state completamente distrutte queste unità rosse. E il grosso è praticamente si è sbriciolato, è svanito. Altro che vittoria di Pirro, signori. Allora, possiamo uccidere i prigionieri, schiavizzare i prigionieri o rilasciare i prigionieri. Rilasciarli ci darà un sacco di oro, schiavizzarli una buona percentuale di oro che poi salirà nel tempo, o ucciderli ovviamente ci darà meno oro, però daremo una bella lezione al nostro nemico. Io andrei o a liberarli o schiavizzarli, a dire la verità. Siccome dobbiamo comunque fare un po' di truppe, io... Mm. Ma andiamo a schiavizzarli, dai. Alla fine hanno combattuto con onore, è giusto che muoiano lavorando. Benissimo, noi intanto abbiamo un esercito qua sopra a piena potenza e lui non ha più eserciti. Perfetto. Perfetto, facciamo passare adesso il livello e poi concludiamo qua perché siamo già a quasi 45 minuti di registrazione, quindi direi che possiamo fermarci. Molto molto concitata questa battaglia, mi è piaciuta molto, devo dire. Non era scontato vincessimo, non era affatto scontato. Sicuramente un'IA imbarazzante del gioco aiuta, eh. Però comunque devo dire che non è detto che finisse con la nostra vittoria così netta, dai. Diciamo che sono stato anche bravo, dai. Una ribellione in Italia, grado aumentato, la spia. Ah, sono partiti ludi i romani. Sono praticamente dei giochi, festa, praticamente, fondamentalmente, che durava in tutto il regno di Roma. Duravano un giorno, si tenevano in onore di Giove. Ottimo massimo, le celebrazioni iniziavano con una solenne processione che andava dal tempio di Giove al circo massimo, dove si sacrificavano gli animali per offrirli a Giove. Il resto della giornata era poi dedicato alle corse di carri, che è uno sport pericoloso e mozzafiato che coinvolgeva gli abili atleti e che divenne rapidamente una grande passione del popolo di Roma. Vabbè, la conosciamo tutti, hanno fatto anche dei film proprio sulla corsa dei carri nel Circo Massimo. Peccato che ormai al Circo Massimo non sia rimasto più nulla. E nel corso dei 4 secoli che seguirono Roma prosperò e i ludi romani vennero estesi a più giorni di banchetti, beati loro, celebrazioni e giochi, anche con esibizioni teatrali, danza, insomma diverse forme di intrattenimento. Nel momento in cui la Repubblica cedette il passo all'impero, esisteva già un certo numero di ludi in diversi momenti dell'anno e i ludi romani erano diventati ormai una celebrazione che durava 15 giorni. Cazzo, sapevano divertirsi questi romani, eh? Sapevano proprio divertirsi. Bene ragazzi, dopo questa... vediamo brevemente cosa è successo, ma fondamentalmente niente di troppo importante. Quello che era importante era la battaglia. Bene signori, vi lascio perché è durata fin troppo questa puntata. Io sono Lord Perso, spero di avervi dato spettacolo. Mi ha emozionato molto, spero che sia riuscito a trasmettere questa emozione anche a voi. Ciao brutte bestie, fate i cattivi.